Allora, buona serata a tutti. Buonasera. Iniziamo oggi. Siamo qua oggi con Ninni Tedesco, con Lucia Chese e con Bustiano Cumpostu per presentarvi una serie di interventi che inizieremo con il podcast, Corso Indipendente, con il podcast e con le live streaming. Iniziamo con la legge elettorale perché è un tema abbastanza caldo in questo periodo. Due parole a proposito di Indipendente. È un mezzo di comunicazione messo a disposizione da ANS, Assemblea Nazionale Sarda, che ha l'obiettivo di diffondere la cultura nazionale sarda, quindi lavora sul piano culturale, Indipendente in particolare sul piano dell'informazione. Quindi, dicevo, parleremo oggi di legge elettorale perché è un tema molto caldo. Ne sono uscite tre nelle ultime settimane, 3 proposte diverse. La terza proposta non siamo riusciti a inserirla in questo evento perché è arrivata troppo tardi la presentazione. Però insomma in qualche modo cercheremo di parlarne anche della terza proposta. Oggi parleremo con Lucia Chesse e con Bustiano Cumpostu appunto delle due proposte che sono diciamo uscite quasi in contemporanea. Quindi io faccio una breve presentazione, poi lascio la parola a Ninni. Allora, praticamente parto da una notizia che è apparentemente scollegata dalla legge elettorale, cioè il fatto che stiano continuando ad arrivare dei provvedimenti amministrativi e delle denunce a dei cittadini che hanno protestato contro le pale. Questa perché è collegata alla legge elettorale? Questa apparentemente non c'entra nulla. In realtà sono 2 anni che i comitati, che la popolazione sarda ha protestato, ha fatto informazione, ha fatto manifestazioni, sit-in, 2 moratorie, una proposta a Solinas e l'altra proposta a Todde, sono state ignorate entrambi. La legge popolare presentata a Todde l'hanno ignorata. Ci sono stati vari presidi, il presidio di Salargius, di Oristano, quello del Palazzo, e niente, il problema è sempre lo stesso, cioè le minoranze non sono ascoltate. Il tema lo guardiamo oggi da un punto di vista delle minoranze dell'autodeterminazione, cioè la maggioranza nella legge elettorale ha degli altri obiettivi, vuole la governabilità, stabilità, non vuole fastidi dei piccoli, però d'altro canto pur di vincere si crea delle coalizioni enormi con tanti piccoli partiti, quindi alla fine se lo porta in casa il problema. Invece le minoranze hanno altre esigenze, cioè questa legge elettorale innanzitutto le ha bloccate completamente, lo sappiamo da Murgia in poi, da Michela Murgia in poi fino a Soru, sono state bloccate anche con lo stesso Lucia Chessa che era candidata alle ultime elezioni, e quindi c'è un problema innanzitutto di sbarramento. Io volevo mettere il focus su 2 punti che mi stanno a cuore. Uno è il meccanismo del voto utile. C'è il problema di sbarramento senz'altro, però il voto utile ti obbliga quasi ad intrupparti nelle 2 coalizioni italiane, diciamo, quelle standard che arrivano dal livello statale. Quindi da un certo punto di vista il voto utile è dato anche dal bipolarismo, quindi il sistema elettorale influisce sul sistema con cui si coalizzano i partiti. E poi l'altra è la cooptazione dei candidati da Roma, cioè se il presidenzialismo facilita la cooptazione dei candidati a Roma, invece altri sistemi non lo facilitano. Quindi questi sono 2 punti che secondo me bisogna mettere in mezzo nella questione, perché se lasciamo solo a stabilire quelli che sono i punti chiave alla maggioranza, vorrà la governabilità e la stabilità. Le minoranze, quindi l'indipendente che si occupa di autodeterminazione e di indipendenza, avrà questo obiettivo, quindi di far emergere quelli che sono gli obiettivi della minoranza, delle minoranze, che poi possono essere sia politiche, sia di genere, sia dei territori e di vario tipo. Ok, io adesso lascio la parola a Ninni per la presentazione di Lucia e di Bustiano.
Grazie Ivan, buonasera a tutte e a tutti. Dunque, mi sembra che siano già stati toccati punti fondamentali, soprattutto dal punto di vista politico, di cui ci ha già appunto parlato Ivan, che ci sia un problema fondamentalmente di democrazia reale, di rappresentanza. Da troppo tempo quelle che purtroppo continuano a essere minoranze e saranno sempre più minoranze non sono rappresentate e non possono essere rappresentate. Io comincerei col chiedere a Lucia Chessa e a Bustiano Compostu, che rappresentano appunto due di queste organizzazioni, di queste chiamiamole coalizioni, uso un termine improprio, perché in realtà dietro Lucia e dietro Bustiano ci sono una serie di associazioni, movimenti, comitati, quindi c'è un lavoro di rete, di organizzazione di rete sui territori e sono state presentate attraverso l'assemblea itinerante, il gruppo che fa capo a Bustiano, di cui Bustiano è in questo momento portavoce, ovviamente non fa capo. Ci sono una serie di organizzazioni, così come nella proposta di cui è portavoce Lucia Chessa. Io comincerei col fare una domanda fondamentale, cioè per chiarire a chi ci ascolta quali sono, chiedo a entrambi sinteticamente, poi magari entreremo nei dettagli, quali sono sinteticamente i punti di forza imprescindibili delle rispettive proposte. Comincerei con Lucia. Sì, grazie Ninni, buonasera a tutti. Condivido in larga parte anche l'introduzione di Ivan Monni, soprattutto nel momento in cui accenna a dire che la presenza e l'azione, l'attività dei comitati che da diversi anni, non solo quelli della Pratobello, quelli della sanità, quelli che poi ora sono organizzati sulla legge elettorale, svolgono una specie di funzione, diciamo, di supplenza della politica, no? E precisamente in quella parte dell'attività politica che deve trovare connessione con il popolo. Nascono i comitati perché c'è un palazzo blindato che è, diciamo, chiuso, impermeabile a ciò che si muove all'esterno. È chiaro che questo è un effetto preciso di questa legge elettorale che tutti noi contestiamo. La nostra proposta la definirei, perché non so quanto tempo ho, quindi vado dritta alla domanda. Sì, grazie. La definisco su due piani, uno su quello del merito e l'altro è su quello del metodo. Il merito è semplice. Allora, superamento del presidenzialismo. Ha dato una pessima prova di sé, non è vero che garantisce governabilità ed è una cosa che si può argomentare facilmente. Do solo un dato: da quando c'è il presidenzialismo la produzione legislativa in Sardegna è abbattuta del 40%, ma non è solo questo, voglio che si rifletta su questo punto. La governabilità non la dobbiamo misurare nei 5 anni di una legislatura, la dobbiamo misurare in un periodo un po' più lungo. Quindi mettiamo la sanità, se arriva Pigliaro e fa una riforma, la fa con una maggioranza schiacciante, artificiosa, poi arriva Solinas e la smonta quella riforma con una maggioranza altrettanto schiacciante e artificiosa, poi arriva Todd e la smonta di nuovo. Ecco, per cui c'è un modo che non si fa in tempo a far ingranare un modello che arriva l'altro e lo asfalta, e quindi vorrei capire se è questa la governabilità che deriva dal presidenzialismo e da questa legge elettorale generale dal maggioritario. Quindi la nostra proposta è un ritorno al sistema proporzionale con il quale si elegge il Consiglio regionale.
il quale poi il Consiglio regionale elegge il presidente. Perché? Perché il presidenzialismo viaggia assieme ai premi di maggioranza. Quindi chi è profondamente, come lo siamo noi, proporzionalisti, occorre che rinunciamo, ma senza rimpianto, per quanto mi riguarda, alla elezione diretta del presidente, che si paga carissimo prezzo, a prezzo di premi di maggioranza che stravolgono il risultato elettorale. Poi, siccome il grande reato di cui sono stati imputati i proporzionali, il grande reato è quello appunto di non garantire stabilità e governabilità, a parte la confusione del fatto che queste due parole indicano delle cose molto diverse. Allora, per sopperire a questa criticità, diciamo, la nostra proposta contiene poi lo strumento della sfiducia costruttiva, cioè il Consiglio regionale non può sfiduciare un presidente se non ha una nuova maggioranza con un nuovo presidente che lo sostituisce. Questo è il merito. Il metodo. Segnalo che nella legislatura Pigliaru e anche in quella Solinas, dei gruppi di cui anche io facevo parte, abbiamo tentato, cercando il dialogo con i consiglieri regionali, di portare proposte diverse, migliorative di questa legge elettorale in Consiglio. In epoca Pigliaru, per esempio, questa proposta che noi riproponiamo oggi era stata sottoscritta da ben 5 consiglieri regionali. È arrivata in Consiglio? Non è arrivata. Dunque, o qualcosa di simile, sia pure se un'altra proposta era avvenuto in epoca Solinas, e quindi dopo 2 volte in cui tocchi con mano che non ho, insomma, come dice Luciano Canfora, chi si procura uno strumento di sopraffazione è difficile poi che lo molli spontaneamente. Questa è la ragione per la quale noi questa volta abbiamo scelto di non dialogare con quelle forze e di invece far arrivare questo testo in Consiglio regionale con la forza e la dignità di una legge di iniziativa popolare. Bene, grazie Lucia anche per essere stata nei tempi, cioè in modo da poter poi ritornare sui contenuti con delle domande più approfondite. Quindi mi sembra di poter riassumere che c'è sento un ritorno, che c'è quindi una richiesta di tornare, di avere un sistema proporzionale che quindi non sia, come dire, eterodiretto da Roma e che quindi imponga i candidati con delle liste bloccate, che ci sia l'esigenza di tornare, come del resto è stato il governo della Sardegna sino a 13 anni fa, quindi a 15 anni fa, anzi prima del sistema presidenziale, quindi all'elezione del presidente in seno al Consiglio eletto, e di eliminare di conseguenza questo premio di maggioranza che, insomma, direi che odora quasi di sistema fascista, insomma, no? Ricorda vagamente la legge Acerbo e quindi, insomma, non è accettabile. Anche perché questo ha portato a una disaffezione del popolo sardo al voto e quindi a un allontanamento tale, significativo, sfioriamo il 50%, per cui praticamente questo consiglio che ci governa oggi, questa cosiddetta maggioranza non è solo rappresentativa di una veramente eccessiva, intollerabile minoranza dei sardi. Quindi grazie per aver dato così una risposta molto sintetica ma chiara. Chiedo a Bustiano altrettanto sinteticamente di appunto esprimere, raccontarci quali sono i punti
principali della proposta. Beh, come punto principale più o meno tornano, insomma, e coincidono per denarare chi comunque l'obiettivo dessa proposta Namulu, che è nascita in forma itinerante e in forma di interrogazione larga, la prima obiettivo è discusso di inchettare la blindatura che la legge elettorale permettiti a chi è oggi il governante della regione, sono partito praticamente statale, se chi ha che nei riferimenti specialmente a suo partito italiano e a sugli occhi del suo bipolarismo. Su spunto si possono riassumere impresse, insomma, ecco, chiaramente uno tipo di votazione di chiara proporzionale allo stato puro, poi assolutamente no presidenzialismo, no premio di maggioranza che poi praticamente cambiano il risultato reale, tanto è chi oggi è il governante una coalizione che a livello di voto sono applicato de manco, insomma, rispetto a sa coalizione concorrente, e quindi è un governo basato su adesso al voto del suo presidente, come che il cittadino non conta nulla e conta invece solo su chi è candidato a presidente, e quindi namusu chi si cerca di dare pochi spazio a su voto diretto e pochi spazi invece a suo seppero del suo partito. Scalischimo benissimo in un è stata decisa la candidatura di Todde e che la coalizione si è formata in turno. Ma naro che comunque se fino a funzionato, concordo che Lucia non ha manco funzionato, cioè l'obiettivo che hanno proposto, questo sistema maggioritario e presidenzialista non ha funzionato assai, e poi non ha prodotto nulla. Andiamo da una amministrazione regionale peso da satira, cioè se noi andiamo a interrogare lo sardo, Don Via chi batto un presidente Solinas in malu i pigliaro in malu eccetera eccetera, non va tapito soddisfazione da parte del suo popolo, tanto è che su 50% non è andato a votare, quindi che renare schipato un fallimento del questo sistema, quindi ma se Vina non va tapito un fallimento del suo sistema è comunque un sistema antidemocratico, cioè se Vina ha funzionato è comunque da cambiare che le mancata sa cosa più importante, cioè il rispetto della democrazia. Poi è chiaro che non sponiamo l'obiettivo della rappresentanza di genere che è andata garantita, poi se mai vi torniamo può dire più o meno come si potete arrivare a assicurare una rappresentanza di genere. Poi la rappresentanza locale, cioè questa legge praticamente avvantaggia lo scollegio che sono pulmano, e quindi Ogliastra e così via, lo scollegio minore rischiano di perdere fino a so spacco delegato che hanno rappresentante schiana su Consiglio regionale. E poi questa è una questione importante che bisogna disponere di rappresentanza di cultura politica, cioè è stato impedito in tutte le maniere chissà cultura politica endogena, cioè nascita in Sardegna, da esso sardo, po' espressione diretta di un popolo che o non chegliana riconoscere atta comunque aspettativa del carattere identitario e del carattere del diritto sul territorio, su questa decisione politica, sociale e così via, hanno fatto di tutto per fare in modo che questa cosa anche se è stata tagliata in fuori, ma non è cominciata a badate bene la storia che Michela Murgiano, è cominciata, io l'ho commentato la tradizione con confronto in Colonesio, per esempio sul 1999 che hanno già messo sul sardo libero si fu presentata e badate bene che manta se inizia a voto non è due al voto e non è stata rappresentata per questo motivo che proprio in questa legislatura hanno introdotto un sbarramento che sul quorum provinciale hanno introdotto. Se non bizzate sul quorum provinciale, già messo il sardo libero, ha eletto 3 esponenti, e quindi è una storia che è scominciata da largo, come è storia da narrare chi non ha gusto e tocca declamare tutto ciò che è possibile, poi in modo che questa blindatura rugata.
Grazie Bustiano. Quindi mi sembra che a quanto ci siano molti punti di contatto fra le due proposte. Bustiano ha aggiunto due elementi importanti che sono la rappresentanza di genere e la rappresentanza territoriale. Quindi la questione si pone in discussione la questione delle circoscrizioni. Quindi della reale rappresentanza di quei territori che ovviamente hanno un minor numero di elettori e sono molto piccoli e quindi non saranno mai rappresentati. Prima di entrare nei dettagli delle rispettive, quindi mi sembra che ci siano più differenze di metodo che di merito, cioè nel senso che le affinità di merito sono abbastanza evidenti, mentre il metodo scelto è un po' diverso. Per quanto riguarda la rete, che ha come portavoce in questo momento Lucia, ha scelto la raccolta delle firme e quindi pur non avendo la Sardegna alcuna normativa che tutela le leggi di iniziativa popolare, anche questo apre un altro grossissimo problema, no? Perché poi si rischia, e il rischio è, l'abbiamo già corso con la legge Pratobello, con la richiesta delle firme a Pratobello, che questa legge finisca nel cassetto, insomma, venga dimenticata in qualche modo, non venga presa in considerazione. Mentre nel metodo la rete che fa riferimento in questo momento a Bustiano ha scelto l'assemblea itinerante, cioè quindi il confronto popolare attraverso una serie di incontri nei territori. Detto questo, possiamo fare una domanda: quale sarà, a quale risponderete entrambi, poi lascio la parola a Ivan, come ci si intende rapportare con l'attuale Consiglio? Nel senso che una volta poniamo raccolte le firme, una volta finito il giro delle assemblee che incontrano i territori, cosa succede? Io ho seguito il dibattito che è stato promosso dalla scuola politica Francesco Cocco e ho sentito gli interventi dei consiglieri che erano stati invitati. Mi sembra che le loro posizioni siano molto lontane da quelle di cui si sta parlando adesso, no? Cioè, quindi ho personalmente l'impressione che non ci sia la volontà di accogliere, ad esempio sul presidenzialismo, no? Di accogliere queste iniziative, queste proposte e di farne occasione di dibattito interno al Consiglio attuale. Quindi la domanda che faccio a entrambi: come pensate di muovermi in questo senso? Cioè, una volta concluso il percorso delle reciproche reti, cosa si fa? Cioè, come si arriva in Consiglio regionale e come ci si relaziona con sicuramente le opposizioni che si incontreranno? Comincia Lucia, giusto per... Allora, prima intanto una precisazione, perché non vorrei che in questo dibattito emerga che noi abbiamo una proposta così scritta e l'altra è un'assemblea itinerante, eccetera, perché noi stiamo itinerando per la Sardegna praticamente da 2 mesi a fare incontri di carattere informativo e ad animare discussione e a creare spazi di democrazia, sempre per ritornare alla questione della supplenza dei comitati rispetto ad altri organismi che non svolgono più la loro funzione. E troviamo in queste assemblee, in ogni dove, una inaspettata e un inedito interesse per la questione legge elettorale. Questa non è cosa da poco. E anche la possibilità di pensare che una legge elettorale potesse essere una proposta di legge di iniziativa popolare, anche questa è una novità ed è l'esito che io attribuisco alla vicenda Pratobello, perché
la legge elettorale che noi portiamo è stata scritta nel 2017 da Omar Chessa, come sapete, che è il docente di diritto costituzionale, ed è stata scritta per i comitati referendari contro la riforma della Costituzione di Matteo Renzi. E allora neanche i comitati si ponevano come obiettivo di farne una proposta di legge di iniziativa popolare, perché sembrava questo impossibile. Se oggi è diventato possibile proprio grazie alla battaglia della Pratobello, dei comitati della Pratobello, qualunque sia l'esito che poi loro hanno raggiunto, ecco, sul piano di, o raggiungeranno, perché come sapete la situazione è in grande evoluzione, la Sardegna rischia di essere completamente, come dire, scoperta, ecco, rispetto ad una difesa dell'assalto, insomma, della speculazione. Quindi queste sono operazioni di democrazia e di partecipazione del popolo sardo che si riprende la parola con una legge di iniziativa popolare. Dopodiché tutti conosciamo le resistenze che ci sono lì dentro e io penso che ognuno di noi, di chi sta proponendo in cuor suo, sa che cosa ci si può aspettare. E questo, insomma, cosa ci si può aspettare dal Consiglio regionale? Anche da quei gruppi che poi, mischiandosi, secondo me molto inopportunamente, con i comitati e con le maggioranze emarginate, così, pur essendo rappresentati in Consiglio regionale, vanno e per ogni tanto vestono le vesti dei comitati e le vesti della piazza e discutono e fanno, dimenticando che sono dentro coalizioni maggioritarie. Allora, se la cosa più, dico a quei, cioè mi riferisco a Sinistra Italiana, ecco, certo. Sinistra Futura. A Sinistra Futura, la cui l'onorevole l'altra sera, l'onorevole di Sinistra Futura, proprio con la motivazione che in quanto aderente alla, diciamo, al gruppo che qui è rappresentato da Bustiano, l'altro giorno ha rifiutato di autenticare delle firme di persone che volevano sottoscrivere la nostra proposta, e questo lo voglio ricordare perché non è roba da niente, la dice lunga sull'idea di democrazia, no? Che hanno certi gruppi che poi vanno a sottoscrivere principi, eccetera, eccetera. Quindi cosa faremo? Intanto io penso che il fatto che ci sia questo dibattito che corre in Sardegna, grazie a noi, grazie a loro, grazie alla proposta della Scuola di Cultura Politica di cui Codoneso è presidente, penso che sia una cosa positiva, molto positiva. Per quanto ci riguarda va in continuità con quello che noi abbiamo fatto in occasione delle regionali, perché che sia chiaro che non è che io sono qui a parlare di legge elettorale perché sono stata fatta fuori alle regionali, è proprio il contrario. Io mi sono candidata alle regionali per porre il problema della legge elettorale e così sto continuando a fare adesso con un altro strumento. Penso che il Consiglio regionale sarà costretto in qualche modo a mettere mano alla legge elettorale. Non che io mi fidi, perché già, come dicevo prima, in epoca Pigliaro sembrava giunto il momento di superare questa roba qui, e invece la montagna ha partorito il topolino con una doppia preferenza di genere che non funziona e il discorso è stato chiuso, e tutta la questione della rappresentanza territoriale, della rappresentanza
rappresentanza politica è stato occultato. Cosa faremo? Non lo so. Intanto cosa stiamo facendo? Stiamo ponendo nell'agenda una questione di cui non si è parlato per 10 anni. Quindi intanto la domanda è: cosa stiamo facendo adesso? E stiamo facendo questo. Io penso che loro in qualche modo qualcosa la dovranno fare a questo punto, e non credo che siano quelli che vanno a sottoscrivere proposte fuori dal Consiglio, perché loro sì hanno possibilità di legiferare, e quindi questa sinceramente un poco mi suona un poco come presa in giro. Io non sono disponibile a dire non facciamo muro contro muro, no, lo facciamo il muro contro muro, perché noi siamo minoranze escluse e tu sei una minoranza che grazie a questa legge elettorale assume lì il ruolo di maggioranza, e questo è un muro contro, merita un muro contro muro. Bene, grazie. Quindi insomma direi pochissima fiducia nel fatto che venga non solo accolta, ma neanche proposta, no? Una da parte loro. Prego, ecco, io una domanda, cioè a entrambe la faccio, quindi rispondete prima uno poi l'altro. Scusa Ivan, facciamo rispondere prima, perché tu scusa, hai ragione. che sei mancato per un attimo. Facciamo rispondere prima Bustiano alla stessa domanda, poi lascio a te completamente il... No, è che era per chiudere questa, diciamo, questa fase, questa domanda attraverso la risposta, con la risposta di Bustiano, e poi fai le domande che ritieni. Prego Bustiano. Bene, io ho una risposta in sardo e una in italiano, come polacco in italiano. Allora, da una ricerca molto semplice, che bastava poi consultare tutte le leggi elettorali delle regioni che fanno parte dello Stato italiano, si evince che la Sardegna ha delle percentuali di sbarramento che sono diverse da quella che è la maggioranza delle regioni dello Stato italiano, 10%, 5%, quasi il doppio, insomma, di quanto indicato dalla legge 4395, che indica 5% e 3% per le regioni a statuto ordinario. Quindi si presupponeva che le regioni a statuto straordinario, diciamo speciale, adottassero addirittura delle percentuali di sbarramento che venissero maggiormente incontro alla gente, alla popolazione, specialmente in situazioni come la Sardegna, in cui ci sono, non dobbiamo nascondercelo, anche dei problemi di cultura politica endogena espressa dall'indipendentismo, dall'autonomismo, dal sardismo, chiamiamolo come vogliamo. È una realtà politica che esiste, non è che possiamo nasconderla. C'è. Allora, queste percentuali di sbarramento evidentemente blindano anche in questo senso. Prendiamo atto perché noi abbiamo scelto l'assemblea itinerante, perché abbiamo preso atto che in Sardegna c'è una diversità politica, diversità di carattere ideologico, di schieramento politico e anche, diciamo così, di cultura politica, endogena ed esogena, e all'interno della cultura politica endogena ci sono anche forze indipendentiste e forze unioniste. Tutte queste realtà è difficile metterle insieme su questi ambiti, ma esiste un ambito in cui possiamo metterli insieme? A parole sì, perché tutti si dichiarano democratici. Non mi è sembrato di ascoltare esponenti politici che non si riconoscono nella democrazia. Tutti si riempiono la bocca e anche, insomma, l'intorno politico di democrazia. Tutti parlano di democrazia. E allora rimaniamo diversi sul resto degli ambiti che ho citato, ma confrontiamoci nell'ambito della democrazia. Allora, se voi vi dichiarate democratici, te, il PD, eccetera, eccetera, tutti i partiti che stanno lì dentro si dichiarano democratici, confrontiamoci sulla democrazia. Ecco che cos'è l'assemblea itinerante. È un chiamare tutte le espressioni politiche della Sardegna e i singoli sardi a confrontarci nell'ambito della democrazia, perché allora lì voi dovete venire allo scoperto
che cosa intendete per democrazia? Cioè questa legge che blinda il Parlamento sardo è una legge democratica? Davvero percorre tutte le strade che portano alla democrazia, che portano alla rappresentanza democratica delle realtà che ci sono in questo popolo, in questa terra? Bene, parliamone, perché venite allo scoperto. Ecco a che cosa serve l'assemblea itinerante: per far venire queste forze autodefinitesi democratiche a confrontarsi sulla democrazia. Niente di più, niente di meno, perché allora sulla democrazia ci confronteremo intanto sulla rappresentanza delle minoranze politiche, delle minoranze di genere, dei territori, delle minoranze di cultura politica, chiamiamola così. Ci confrontiamo su cosa intendete poi voi per democrazia? Vediamo. Ecco qual è il metodo che noi intendiamo seguire. Perché questo? Perché la blindatura che ha la classe, l'oligarchia politica, chiamiamola così, che governa la regione, è difficile da scardinare anche con le leggi di iniziativa popolare. Lo dimostra la Pratobello. Sono 210.000 o 211.000 voti che sono stati portati lì dentro con scatole piene di firme. E beh, la blindatura mica è stata scardinata, non è stata scardinata. Ecco perché riteniamo che quel percorso possa essere anche tentato, possa essere, perché no? Non è che si va contro quel percorso, ma il problema è la prospettiva del risultato. Cioè la Pratobello 24 ha dimostrato che loro sono vaccinati, sono blindati rispetto alle leggi di iniziativa popolare e che bisogna percorrere altre strade, e noi pensiamo che quella del confronto democratico, quello di farli venire allo scoperto, sia la strada oggi migliore da percorrere. Grazie Bustiano. Allora, cambiamo un attimino il ragionamento, proviamo a fare un altro tipo di percorso, cioè alla fine le due proposte, anzi, perché una è una proposta di legge, ricordiamo, quella della Rete Sardegna di Lucia Chessa è una legge popolare, quindi già alcuni 3 articoli sono già stati scritti. Sì, un articolato. Sì, esatto. Mentre la proposta ricostruiamo la democrazia sono dei principi. Aspetta che vi chiudo l'audio, Bustiano, aspetta. Ok. Però nei contenuti sono molto simili. Poi Lucia Chessa, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, Lucia, facevi parte del gruppo di Ricostruiamo la democrazia, giusto? Fino a poco tempo fa. Hai partecipato anche tu all'embrione di quella come Rosso Mori? No, permettimi di rispondere. Okay. Io ho partecipato alla riunione iniziale chiamata da Sardegna Chiama Sardegna, la riunione iniziale dove si parlava di legge elettorale, ma in alcun modo si ipotizzava né quale legge, né quale metodo, né quale strumento. Era proprio la primissima riunione. Quindi no, perché questo è un equivoco che ha ingenerato anche delle cose, insomma, che non sono state gradevoli. Io ho avuto di capire, cioè di dire la mia, di dire che non, come ho detto prima, che non condividevo il metodo e che insomma dopo ecco. Grazie per aver chiarito, quindi hai partecipato alle prime e poi dopo, cioè alla prima e poi sei uscita, perfetto. Benissimo questo chiarimento. Allora, però le leggi sono molto simili, alla fine hanno un proporzionale, la vostra non ha lo sbarramento, non ha nessun tipo di sbarramento, se non forse quello naturale, e invece quella di Ricostruiamo la democrazia chiede un abbassamento della soglia, quindi, però per il resto diciamo che sono molto simili. Il problema non è tanto nei contenuti della legge a questo punto, quanto, cioè proprio la chiave alla fine il potere che riforma se stesso. Alla fine da lì bisogna passare. Quindi se da una parte il gruppo Ricostruiamo la democrazia contiene al suo interno
dei pezzi del campo largo, quindi in qualche modo ci sono delle contraddizioni, perché non vai proprio allo scontro con il potere, ma gli stai chiedendo di riformarsi. Però anche alla fine, entrambe comunque le proposte dovranno chiedere al potere di riformarsi alla fine, cioè se vogliamo riuscire a cambiarle. Quindi è possibile qualche tipo di interazione tra i due gruppi, nel senso giocate di sponda, adesso non voglio dire poliziotto buono, poliziotto cattivo, e poi riuscite a strappare, almeno a togliere gli sbarramenti, che sarebbe già una roba molto importante. È possibile qualche tipo di interazione o è ancora troppo presto per parlarne, oppure la escludete proprio? Io sento molto artificiosa questa contrapposizione che viene narrata. Io, come ho detto prima, ritengo che tutte le proposte, tutte le attività che sono in campo si rafforzano a vicenda. Tranquilli che il Consiglio regionale non prenderà né la mia, né la loro, né quella di Codonesu. Se volete faccio scommesse su questo punto. Qui ognuno sta cercando con lo strumento che ritiene migliore di costringere il Consiglio regionale a occuparsi di questa porcheria per cercare un poco di modificarla. Questa collaborazione, per esempio, tra noi e il gruppo di Codonesu è reale, è data dal fatto che Codonesu ha firmato il nostro appello, pur ovviamente portando la sua di proposta, è data dal fatto che l'altra sera il professor Pubusa, che è nel direttivo della scuola di politica che presenta quelle leggi, ha sottoscritto la nostra proposta, pur ribadendo che lui sostiene ovviamente la proposta della sua scuola. E io chiederei a tutti di stare incardinati in questa linea di pensiero, perché la nostra azione non toglie niente a quella che qui è rappresentata da Compostu, la loro azione non toglie niente a noi, l'azione della scuola di politica non toglie niente a nessuno di noi, e stiamo andando tutti, perché non è necessario avere un esercito che marcia, stiamo andando tutti verso lo stesso obiettivo, quindi suggerirei di non enfatizzare le divisioni, suggerirei anche di evitare lanci di fango inopportuni rispetto a chi sta facendo democraticamente quello che ritiene più opportuno di fare. Qui le cose in realtà si sono divise quando, a parte che sono divise proprio perché tutti stiamo andando in coerenza con quello che abbiamo fatto alle regionali, si può dire questo, non sto richiamando quella storia per altro, ma per dire che trovo una linea di coerenza tra noi che abbiamo deciso non ci intruppiamo da nessuna parte, che invece ha ritenuto più utile costruire anche delle coalizioni con dei partiti eccetera. Legittimo quello che abbiamo fatto noi, legittimo quello che stanno facendo loro, tutto qui. Penso però che le strade, sapete quando sono divise? Quando i comitati della Prattobello hanno fatto un comunicato stampa che occorre ricordare perché è una parte importante della storia. Hanno detto: noi raccoglieremo le firme per la legge elettorale. Questo lo dico perché proprio il mio ragionamento è partito lì, ho detto ma meno male, era ora, era una cosa che aspettavo da 10 anni questa. Quando c'è stata un passo indietro di una parte di quei comitati, che anche loro legittimamente hanno ritenuto che tutta la forza di quei comitati dovesse essere ancora indirizzata alla difesa della Sardegna dalla speculazione energetica, e quindi quando è stato chiaro
Scusami Lucia, io lascerei però fuori la Pratobello perché, entriamo in un mondo... No, questo me lo devi far dire perché è importante. Questa roba, così come l'abbiamo costruita, nasce in quel momento quando la rete Pratobello, una parte, ha deciso di non perseguire quella via e un'altra parte ha detto lo facciamo lo stesso, e lì è stato lì Permettimi Lucia, non è andata proprio così, non è andata proprio così, però prenderebbe parecchio direi tempo. Di restare stiamo in tema, per favore, nel tema della la legge elettorale, non è anche andata così, te lo perché, assicuro. scusa Ivan, ma chiamiamo in causa Bustiano, gli assenti, Sì, esatto. Quindi il tema di oggi è la legge elettorale, quindi sappiamo che alcuni comitati a Pratobello hanno aderito, altri no, non entriamo nel merito delle motivazioni, restiamo invece sul tema. Come dicevi tu Lucia giustamente prima, cerchiamo più i punti di contatto che i punti di conflitto, esatto. E lavoriamo perché il lavoro che si sta facendo in ogni caso è un lavoro importantissimo che sollecita la riflessione sul tema, che fa parlare di un tema del quale non si è parlato per anni, che quindi tocca certamente non le corde sensibili che sono quelle del territorio devastato dalle paleoliche, ma temi altrettanto importanti che tengono fuori proprio quel popolo che ha fatto le sue lotte sui territori, e lo terranno sempre fuori come dire, dagli apparati, no, di governo. Quindi io penso che sia importante oggi lavorare, proprio confrontarci sui punti di contatto e far sì che diventino sempre più, come dire, mettano sempre più radici sui territori. Cioè questi incontri, anche quando si raccolgono le firme, oltre che quando si fanno le assemblee, sono momenti di incontro, di confronto, in cui si informano le persone su temi di cui, oltretutto diciamolo, nessun organo di stampa, nessun media parla, cioè c'è il silenzio, un tabù su questo, no? Quindi figuriamoci se ne parlano le istituzioni, per cui è importantissimo ragionare in questo modo, quindi magari riserviamo ad altri momenti il dibattito su cosa è accaduto o sulla questione ambientale, Pratobello, eccetera, e restiamo sul tema. Esatto. Ivan, continua tu. La domanda era quella, se avevate delle possibilità di interazione organica in qualche modo, a un certo punto, quindi a Bustiano, vai. Ecco qua, come sta l'ultimo microfono. Vabbè, intanto devo dare fare un'osservazione. Su questa questione della autentica della firma, a me non mi risulta che il consigliere regionale le possano autenticare firma. Questa consigliera lo poteva fare però in ambito solo comunale, in canto è pure sindaca, ma non mi risulta che il consigliere regionale possano autenticare firma in tutto l'ambito regionale. Poi vabbè, questa è informazione che poi io capire, ma non ho colletto parizza in tutta la storia politica. Però che gli entrare in merito dessa questione, desse introppamento, ma nessun introppamento, questo è un obiettivo. Se l'introppamento è visto in questo senso, è un obiettivo. Cioè, l'obiettivo di ricostruiamo la democrazia sarda non è che pone solo in sinistra futura, potere al popolo, rifondazione comunista, ma è pure questo che ponere Forza Italia, Fratelli d'Italia, tutte le espressioni politiche che sono in Sardegna, cioè andare a costruire, a fare una costituente elettorale che in tutte le espressioni politiche che sono in Sardegna e che in tutti i sardi che vi querano concorrere. Cioè l'assemblea dei subini che debba Baulalu è aperta a tutti, a chi chiede contribuire, ma è un'assemblea in un sia regionata di democrazia politica, democrazia elettorale in Sardegna. E non solo può dare il suo contributo suo, che in questo non chiede nare che si tratta di accordi politici, è una regione in ambito della democrazia politica, culturale, elettorale, eccetera, eccetera. Questo è l'unico ambito che tutti un'area deve condividere. Tutti gli altri ambiti non sono condivisi
Io non ho nulla che intennisco potere al popolo, per me il potere al popolo è un partito colono che sta occupando la terra mea a nome di un partito anziano, insomma, però su questo ambito democratico, dessa democrazia, noi sappiamo che è un spazio condiviso e tanto dentro di questo spazio condiviso arreioniamo la democrazia e in questa arreionare la democrazia arreioniamo di democrazia elettorale. Bisogna o no poi stabilire la democrazia elettorale? Poi Forza Italia resta Forza Italia, Fratelli d'Italia non ha nulla da scambiare, resta Fratelli d'Italia e così via di seguito. Cioè non va nessuna né compromissione né intruppamento, cioè non siamo facendo un fronte, siamo stabilindo un arreiono in ambito della democrazia. Questa è la proposta di ricostruiamo la democrazia in Sardegna, insomma. Scusate, è successo. Mi sembra che siano proprio approcci diversi e da questo punto di vista anche un po' incompatibili, come dire, però vabbè, l'importante è che si lavori con lo stesso obiettivo, ecco, poi ciascuno con il proprio metodo e con il proprio lavoro. Ivan, volevi fare altre domande? Allora, c'è una domanda di Omar Onnis. Cosa pensate di proporre l'aumento dei numeri di seggi in Consiglio regionale? Io, se devo rispondere Sì. io non sono mai stata favorevole alla diminuzione dei seggi né in Parlamento né in Consiglio regionale. Io sarei favorevole alla diminuzione drastica delle indennità, che è cosa ben diversa. Ma la riduzione dei seggi vuol dire riduzione, e questo ha significato riduzione della rappresentanza. Il fatto è che devono essere ridotti i privilegi. Scusate, ma c'è un gattino, forse lo sentite? Lo facciamo uscire. No. Scusate. No, i seggi non andavano ridotti dal mio punto di vista, vanno ridotte le indennità, le spese pazze da cui tutti poi se la sono cavata con assoluzioni, prescrizioni, non ha pagato nessuno se non Ornella Piredda che aveva fatto le cose alla magistratura. Bustiamo. Beh, la riduzione del seggio da 80 a 60 è stata una blindatura pure cussa, cioè ha trasformato il consigliere regionale in califfo territoriale praticamente. Ecco, poi una delle proposte che anche parte questa piattaforma, che è base di riferimento di questa regionata in ambito della democrazia, è proprio questa di tornare come minimo a anche piccare lo consigliere da 60 a 80, che è stata un'operazione di blindatura che è fatta politicamente proprio per ridurre la possibilità della rappresentanza a chi come sono esclusi adesso Consiglio regionale. Quindi assolutamente EIA può ampliare la democrazia rappresentativa. Ivan, hai altre domande? Io vorrei chiedere, ad esempio, rispetto alla soglia di sbarramento di cui si è parlato, no? Siete favorevoli ovviamente ad abbassarla, ma in che percentuale, in che proporzione? C'è una proposta in questo senso? Allora, io sono per il proporzionale puro. Quindi senza... Non capisco chi parla di soglie del 2%, per esempio, perché tutti sappiamo che in Sardegna c'è una soglia di sbarramento fisiologica vicino al 2%, cioè l'1,7 e anche di più. Quindi, almeno da un punto di vista educativo, posto che quella soglia esiste già,
ma la smettiamo di parlare di soglie di sbarramento per sottolineare anche in legge quelle che già esistono. Sembra che sia il sintomo di una specie di allergia della politica alla democrazia dei sistemi proporzionali. Sì, infatti ho sentito la proposta di Pubusa, parlava proprio del 2%, se non ricordo male, del 2% per le liste uniche, per la lista unica e del 5% per le coalizioni. Che sarebbe già un grande risultato se poi tutto questo lavoro finisse per un miglioramento dell'esistente con un abbassamento delle quote di quel tipo. Io dico che sarebbe già un risultato. Bustiano? Assolutamente d'accordo, esiste già il quorum come soglia di sbarramento, che a sos calcolos attuales, che sul sistema presidenziale che bescomo este viene a sopra di su 2%, o che beste sul primo de maggioranza, sa minoranza quindi sta sopra pure di su 2%. E quindi di essere assolutamente inutile ponere una soglia di sbarramento che hanno bel già di fatto che chi non supera su quorum non ha questa ripartizione seggi, nessuna assegnazione. Tra l'altro poi questa interpretazione autentica che è stata, che poi è esclusa Gavino Sale e a Susinnico dell'Ollai e ha escluso, questa interpretazione autentica viene a questa ripartizione seggi all'interno di questa coalizione, se uno non supera un quorum non ha assegnazione seggi. Quindi di fatto esiste già un sbarramento, è inutile a porre il numero che di fatto è già. Ivan, hai altre domande? No, l'ultima domanda, stiamo quasi in chiusura perché è passata già un'ora. Sulle proposte per il genere e per i territori, quindi le minoranze, cosa prevedete esattamente nelle vostre proposte o nella vostra legge, nel caso di Lucia? Anche perché è evidente che insomma quella attuale non ha tutelato assolutamente in alcun modo, no? Ci sono, se non sbaglio, 10 donne su 60 in consiglio regionale. Allora, la nostra proposta non contiene nessun articolo che riguarda, la nostra proposta è fatta di 3 articoli. È evidente che una legge elettorale non è fatta di 3 articoli ed è evidente che una legge di questo tipo approvata così come non servirebbe, non fungerebbe per quella che è la funzione. A noi premeva affermare dei principi fondamentali, per noi 2, proporzionale e superamento del presidenzialismo. Per il resto non sono indicati, per esempio, circoscrizioni, non sono costruite le circoscrizioni, non che noi non sappiamo che nei dettagli si nasconde il diavolo. Noi sappiamo benissimo che una legge che parte da un'ottima base poi può essere completamente, cioè la sua validità può essere completamente inficiata nella costruzione delle circoscrizioni, ma noi consapevolmente non siamo scesi nel merito di questi dettagli. Non sono contenuti in legge, il che non vuol dire che noi non sappiamo che una legge elettorale deve rispondere esattamente a quelle 3 domande: rappresentanza politica, territoriale e di genere. Grazie Lucia. Vai Bustiano. Compensiamo questa lingua italiana. Allora, questa piattaforma ricostruiamo la democrazia in Sardegna, l'intento di buscare meccanismi anche in modo che la rappresentanza di genere e la rappresentanza territoriale siano garantite. Non è meta facile, rischiamo che non è semplice, tocca a stappare meccanismi per lo hackere, specialmente per la rappresentanza territoriale.